il bilancio dello Stato e di conseguenza anche quello delle regioni, c'è bisogno di fare un po' di ristrettezze. Allora, siccome in Italia non tutti sono virtuosi, c'è chi lo è più, chi lo è di meno, ad un certo punto viene fuori che lo Stato vuole dei soldi dalle regioni, quelle che hanno una produttività più alta, per compensare anche parte dei problemi statali a gestire il resto del paese. Quindi viene fuori che Tondo e Tremonti fanno questo patto dove la regione sul suo bilancio concede 370 milioni di euro all'anno allo Stato per contribuire alla perequazione. E questi 370 milioni però sono messi sì per contribuire alle spese dello Stato, ma sono messi in cambio con tre possibili opzioni. Possono essere denaro liquido, messo così a disposizione, oppure possono essere dati in cambio di prestazioni, in cambio di competenze attualmente in capo allo Stato, che per quella cifra vengono portate in capo alla regione. Cioè era l'inizio di quella parte di attuazione del federalismo che era iniziata alla fine degli anni dello scorso secolo. Allora noi avevamo questo patto tanto famigerato perché appunto impegnava 370 milioni del nostro bilancio, che più o meno si aggira intorno ai 6 miliardi e non è proprio una piccolezza. Fatto sta che arriva Serracchiani, forte del suo posto in segreteria nel Partito Democratico e quindi della sua vicinanza con il governo e il Presidente del Consiglio, e impiega il primo anno del suo mandato per rinegoziare il patto, perché anche lei, come tutti, durante la campagna elettorale aveva detto peste e corna di questo patto. Quindi felicemente verso la fine dell'anno scorso, più o meno era già uscita la prima bozza della legge di stabilità, arriva trionfante comunicandoci che finalmente è stato superato il patto Tondo-Tremonti e la Presidente ha portato a casa questa meravigliosa soluzione. Allora, la soluzione è la seguente: con scadenza 2017, quest'anno 2015, noi come Regione daremo 260 milioni allo Stato per il risanamento della finanza pubblica, non per la messa in pratica del federalismo. Proprio così, per il risanamento della finanza pubblica noi quest'anno daremo 260 milioni, il prossimo anno 250 e quello dopo 250. Cosa succederà nel futuro non si sa. In cambio di questo sconticino, perché in pratica abbiamo uno sconticino di qualche milione, dichiara che rinuncerà a tutti i contenziosi in atto con il governo, che praticamente consistevano nel contestare il fatto che tutti gli aumenti di IVA che sono stati fatti negli ultimi anni, tutti i punti percentuali dal 19 al 22 dove siamo, sono andati direttamente allo Stato. La Regione Friuli Venezia Giulia vive di decimi, che sono parti delle tasse che noi tutti versiamo, parte di queste tasse compongono il bilancio della regione, sia per quanto riguarda l'IRPEF che per quanto riguarda l'IVA. Quindi noi ci becchiamo i 6 decimi dell'IVA versata in questa regione, che i 6 decimi del 19% sono una cosa, i 6 decimi del 22% sarebbero un'altra, ma lo Stato esclude questi punti percentuali in più che il nesso dalla nostra competenza. Allora la Regione ha fatto ricorso e ha vinto parecchi ricorsi, solo che per poter firmare quest'ultimo accordo è stata fatta rinuncia
dei contenziosi già in piedi e anche di tutti i futuri possibili contenziosi. Quindi noi abbiamo rinunciato di avvalerci nel caso lo Stato decida di metterci alla fame per sempre, anche in qualsiasi modo nel futuro. Allora, quando sono venuti a presentare questo patto, ce l'hanno anche dato, io così per curiosità e hanno anche spiegato che tutta questa negoziazione era stata fatta singolarmente con le varie regioni a statuto speciale, non li hanno fatti contrattare tutti assieme ovviamente, e quindi ognuno lavorava per conto suo. Peccato che 10 giorni prima era stato firmato l'accordo con la regione autonoma del Trentino Alto Adige e i ragazzi del Trentino Alto Adige mi hanno fatto avere una copia. Velocemente scorro questo accordo e in ben 2 passaggi il Trentino Alto Adige è riuscito a mettere una clausola di salvaguardia. Dice: va bene, io ti do tutti questi soldi per il risanamento della finanza pubblica, però tu non puoi mettere nuove tasse o impiegare gli aumenti dell'IVA per materie che siano di competenza di questa regione. Cioè, se i prossimi aumenti dell'IVA, che sicuramente ci saranno, perché ci saranno, tu li impieghi per materie che sono di competenza della regione, quei soldi li devi dare a me e non te li puoi tenere. In più, se per caso ti viene in mente di chiedermi altri soldi come fanno comunque nella legge di stabilità, non puoi chiedermi oltre una certa percentuale. Se aumenti quella percentuale bisogna che rinegoziamo tutto. E questo è quello che il Trentino Alto Adige è riuscito a mettere nel loro accordo. Nel nostro accordo non c'è traccia alcuna di nessuna clausola di salvaguardia. Lo abbiamo fatto notare, il collega di NCD che non si era accorto lo ha notato e si è anche premurato di mandare avanti un emendamento che poi non so che fine abbia fatto nella discussione in Parlamento, giusto per metterci la clausolina di salvaguardia. Naturalmente quando abbiamo fatto notare questo alla Presidente e all'assessore ci hanno smaccatamente deriso, perché cosa volete occuparvi di queste piccolezze. Fatto sta che la legge di stabilità è stata approvata e nella legge di stabilità per il 2015 c'è un contributo per il risanamento della finanza pubblica di 87 o 84 milioni ulteriori a quelli per cui avevano appena firmato l'accordo. Ora, a furia di mettere vicino numeri, fare le somme e fare domande, noi ci siamo dovuti convincere, io no, Cristian neanche, credo nessuno qua dentro, che comunque abbiamo fatto un affare. E noi ringraziamo molto la nostra Presidente per esserci così di mediazione nei rapporti difficili fra Stato e Regioni a statuto speciale. Naturalmente lei è qui a difendere la nostra specialità. Peccato che nelle sue azioni concrete, quando poi è là, riesce sempre a fare in modo che noi ci perdiamo un pezzettino per volta, verremo consegnati nella statalità acceleratrice che ultimamente è molto di moda. Grazie Elena, io svesto un attimo i panni del moderatore dell'incontro e invece volevo dire alcune cose che riguardano forse più da vicino, nel senso che hanno un'influenza maggiore sulla quotidianità che ciascuno di noi vive nel proprio comune. Il principio di sussidiarietà è un principio costituzionale ed è reale. Noi il primo ente locale che incontriamo è il nostro comune.
e spesso quando ci troviamo di fronte ad alcune ingiustizie che paghiamo sulla nostra pelle, incolpiamo il comune. Quando troviamo i bidoni dell'immondizia piena è colpa del comune, quando facciamo le file per pagare la Tasi è colpa del comune, quando abbiamo un terreno agricolo lo Stato con una mossa retroattiva ci fa pagare la Tasi anche su quei terreni, anzi l'IMU su quel terreno, ce la prendiamo con il comune, ma spesso i comuni sono l'ultima ruota di un carro che inizia a funzionare male però già dalla motrice. La motrice è il governo di Matteo, perché adesso dobbiamo chiamarci tutti per nome, no? Con Barbara, Angela, François. sì, Angela, François, quindi esportiamo in Europa le buone pratiche per cui ci ridono dietro ormai nel mondo da tanto tempo. Dicevo, noi incolpiamo il comune per responsabilità che qualche volta hanno anche i comuni, ma che molto spesso invece sono accadute. Io ricordo quando Renzi diceva noi faremo la spending review anche senza Cottarelli. Lo stiamo vedendo, siamo tornati esattamente al principio del taglio orizzontale che parte da quei pochi e tristi servizi che lo Stato ci dà e arriva fino a quei servizi che ci dà il comune e che invece non sono più finanziabili e finanziati. Noi ci troviamo a dover combattere nei comuni con delle difficoltà enormi legate dovute a molte questioni. Ad esempio, nessun comune ormai riesce a fare un bilancio preventivo che sia un reale bilancio preventivo. Noi votiamo solitamente, ormai da 3 anni accade così, il nostro bilancio preventivo a luglio. Ci rendiamo conto che per i primi 6 mesi, 7 mesi dell'anno in realtà stiamo andando avanti in un'amministrazione a dodicesimi che non ti consente una programmazione, che non ti consente di prevedere appunto impatti su tagli anche possibili sulla spesa corrente, eccetera, eccetera. E questo perché? Perché la legge di stabilità regionale arriva a marzo-aprile, o non so quando arriverà, ma comunque noi abbiamo il dato dei trasferimenti regionali dei comuni tardi, quindi il bilancio preventivo si fa a luglio, in più c'è un'incertezza totale sui tributi locali. Voi pensate soltanto ai nomi delle imposte locali cambiate negli ultimi 4 anni: imposta sui rifiuti, TARES, TARSU, TIA, che non è mai entrata in realtà in vigore, oggi abbiamo la TARI, l'IMU, IUC, TASI. Tutti questi cambiamenti di tributi che non sono soltanto di nome ma sono di modalità di applicazione del tributo fanno sì che i comuni non riescano in nessun modo a programmare i loro bilanci, e questo è drammatico perché se non siamo in grado di approvare un bilancio preventivo in tempi decenti, non siamo in grado nemmeno di tenere sotto controllo la spesa improduttiva dei comuni, non siamo in grado di tenere sotto controllo i servizi, non siamo in grado di tenere sotto controllo la qualità dei servizi che noi eroghiamo ai cittadini, e parlo di asili nido, scuole materne, i ricreatori a Trieste, parlo della raccolta rifiuti. Non è solo una questione di taglio. È ovvio che i minori trasferimenti che vengono dati agli enti locali, siccome non sono minori trasferimenti per sprechi di denaro, ma sono minori trasferimenti per fare cassa e che vengono spalmati quindi su tutti i servizi, dicevo, in questa condizione non si riesce in nessun modo a verificare la qualità dell'operato del comune. Uno dei grossi problemi è che in questi anni non si è fatta distinzione tra i comuni che avevano comunque una gestione virtuosa del proprio bilancio, e credo che il 95% dei comuni di questa regione facciano parte di questa categoria, e quei comuni che invece avevano dei buchi di bilancio enormi. E non mi riferisco a comuni esclusivamente del sud come si può pensare, ma penso al comune di Torino ad esempio,
dove peraltro la politica premia, no, quei sindaci come Chiamparino, come Fassino, che hanno fatto questi disastri e che poi si trovano a continuare ad avere incarichi di vertice nei loro partiti e nell'attività politica che fanno. Non avendo fatto una politica che differenziasse tra chi ha buttato via i soldi dei cittadini e chi invece ha cercato di spenderli oculatamente per dare servizi, perché io ho sempre pensato che il pareggio di bilancio in Costituzione fosse una cazzata, per metterlo in termine, perché lo Stato può anche decidere di fare del debito per tirare del volano, e questo vale a livello centrale al 100%, non vale per l'ente locale. Un comune deve riuscire a parametrare in modo perfetto il tributo che chiede al proprio cittadino al servizio che offre al proprio cittadino, e quindi il bilancio deve chiudersi sempre in pareggio, e questo non è stato fatto in tantissimi comuni. Però alla fine a pagare le conseguenze di una amministrazione pessima in tante parti di questo paese sono sempre quei comuni che invece hanno in qualche modo gestito oculatamente la propria spesa e dato ai propri cittadini dei servizi di qualità. Quindi c'è un'influenza diretta tra ciò che accade a Roma, tra la legge di stabilità, tra il rapporto che c'è tra i governatori e le governatrici delle regioni a statuto speciale e il governo, perché poi la legge di stabilità regionale nasce appunto in questo modo, con una concertazione tra, noi essendo regione a statuto speciale abbiamo questo tipo di meccanismo, e quello che poi succede nei comuni e quindi negli enti che sono più vicini a noi. E credo che su questo bisogna assolutamente alzare il livello di attenzione, perché non possiamo permetterci, in un momento di ristrettezza economica, perché non siamo in grado di programmare le nostre attività, di continuare a sprecare i soldi. Detto questo, io vi lascio alla persona per cui voi siete qua, tutto sommato questa sera, quindi cedo il microfono a Barbara. Grazie Stefano. Io mi alzo, così, siccome noi parlamentari in Puglia siamo 10, voi qui non avete, quasi quasi mi trasferisco e comincio a guardarvi in faccia, non ho competitori, per cui sarei più comoda, no? Che dire. Comunque io vi lascio quasi subito, perché vorrei farmi fare delle domande a me e ai colleghi, ci chiamiamo tutti colleghi insomma, per gli eletti pro tempore per il Movimento 5 Stelle. Io quello che vi volevo dire quando faccio questi giri solitamente parlo della legge di stabilità, che è quella legge che programma l'attività economica del triennio. Mi preme parlarne perché io sento in televisione tantissime bugie a questo proposito, e quindi vi faccio uno schema molto rapido e anche a riprova di quanto hanno detto Cristian, Sergio, insomma tutti quanti, cioè il fatto che noi parlamentari saremo a vostra completa disposizione perché non guardiamo al nostro territorio. Vi faccio il primissimo esempio. La legge di stabilità che ha fatto Renzi si poggia su dei fulcri. Il primo è la decontribuzione, sostanzialmente è un'agevolazione che dà alle imprese per i nuovi assunti. Questa agevolazione varrà soltanto per gli assunti nel 2015 per il prossimo triennio e verranno alleggeriti al 100% di tutti i contributi INPS, praticamente quelli previdenziali. Questa però non è una scoperta di Renzi, non è che lui gli è venuta questa lampadina in testa e ha detto wow, facciamo la decontribuzione. No, la decontribuzione già esisteva, e vi dico un'altra piccolissima cosa: nel bilancio dello Stato ci sono le cosiddette politiche invariate, cioè quelle che rimangono sempre così ogni anno, tutto quello che serve per far camminare la macchina pubblica, per esempio gli stipendi sono una quota fissa. In questa quota fissa, fino all'anno scorso, fino al 2014, c'era anche un'altra legge che si chiama 407 e c'era dal 1990 e non doveva litigare per essere rifinanziata, faceva parte già di queste cosiddette politiche invariate ed era una legge strutturale. Che cosa prevedeva? Prevedeva la decontribuzione per i nuovi assunti sempre per 3 anni ed era divisa però in zone,
c'era la parte nord che aveva il 50% della decontribuzione per i contributi previdenziali e il 50% però anche dei contributi assistenziali, ossia l'INAIL. Al sud e nelle zone svantaggiate invece avevano il 100% dell'alleggerimento dei contributi, sia previdenziali che assistenziali. Però per le imprese artigiane il 100% valeva per l'intero territorio. Questa legge costava poco più di 1 miliardo l'anno. Quella che hanno inserito quest'anno in stabilità costa meno di 900 milioni perché chiaramente non ci sono i contributi assistenziali, l'INAIL. A fronte di questo però non solo viene abrogata questa norma, viene poi depredato il fondo di coesione e sviluppo. Che cos'è? È un fondo che serve per cofinanziare i fondi europei. Voi sapete che noi diamo all'Europa 16 miliardi l'anno, la quale poi ce ne restituisce adesso sempre di meno. La cosa brutta è che quest'anno per il 52% di questi fondi andranno nelle regioni dell'est che hanno la loro moneta, però non hanno i vincoli che abbiamo noi. Comunque, insomma, loro prendono da questo fondo 1 miliardo l'anno fino al 2017 e mezzo miliardo nel 2018. Lo prendono dalla vecchia programmazione, che non è stata spesa. Voi sapete, per la maggior parte, quasi l'80%, va sempre alle regioni del sud, che però non hanno saputo spendere questi soldi, quindi invece di accelerare la spesa li hanno tolti. Noi in Commissione Bilancio, che tra Camera e Senato siamo misti tra nord e sud, non abbiamo guardato questa differenza. Abbiamo guardato perché, voi lo sapete, noi siamo e vogliamo continuare ad essere, più che ideologici o strettamente territoriali, funzionali a quello che serve. Quindi è proprio un mio emendamento, nonostante sia pugliese, non mi sembrava giusto che si facesse così, e mi sembra giusto anche che i cittadini del meridione si sveglino e vadano a chiedere ai loro amministratori perché non sono stati in grado di spendere quei soldi, anche perché poi giace dal 2013 un'agenzia che dovrebbe coordinare, aiutare, ma si stanno scannando per fare il direttore, quando invece io dico ai nostri funzionari della Regione Puglia, per esempio, non lo so, il Friuli Venezia Giulia riesce a spendere questi soldi, non lo so, però ci sono Piemonte ad esempio che riesce a spendere il 70-80%. Se voi non riuscite a farlo, fate una chiamata a un omologo e fatevi spiegare il bando, non lo so, fatevi un biglietto del treno, basterebbe un paio di giorni senza fare la nuova agenzia. Comunque, ho fatto un emendamento in cui ho detto facciamo una cosa, invece di abrogare la 407 del 90, allarghiamola a tutto il territorio nazionale, perché ormai come zona svantaggiata, perché la legge non dice nel meridione, dice le zone svantaggiate, e evidentemente stiamo vivendo un momento di svantaggio anche al nord, allarghiamola, e se non ci bastano i soldi allarghiamola soltanto per i prossimi 3 anni usando quei fondi di coesione e sviluppo, perché a questo punto non sono stati spesi, spendiamoli al nord, perché poi io vi dico anche che se riparte il nord, almeno il sud comincia a seguirlo un po', quindi era anche un'idea non così campata in aria. Invece no, è stato bocciato. Perché? Perché tutta la finanziaria, tutta l'opera di Renzi è raccattare denaro, perché in realtà quello che noi dobbiamo fare adesso nei prossimi anni è rispettare tutti i trattati europei, che non sono soltanto, quando parla di flessibilità Renzi non spiega quali sono i nostri trattati, il fiscal compact, c'è la regola del debito, la regola della spesa, il raggiungimento dell'obiettivo di medio termine, che sono tutte cavillose, sono anche di difficile comprensione perché sono state scritte male, ma una volta che poi si masticano in realtà non sono neanche così difficili e si capisce però quanto siano atroci. Io le definisco proprio norme da incaprettamento, cioè tu come ti muovi ti sgozzi e ti ammazzi, perché è così. Quindi loro devono raggranellare. Ecco, quando loro parlano quindi di decontribuzione, tenete presente che a fronte di 900 milioni investiti ne prendono 2 miliardi. Prendono 2 miliardi che non dicono. Poi un altro, loro dicono che hanno tolto 18 miliardi, le famose slide lo dicono a pappardella, 18 miliardi di meno tasse. Quali sono questi
questi 18 miliardi? Sono innanzitutto gli 80 euro, che è vero che sono diventati strutturali e che costano intorno ai 10 miliardi. Dopodiché hanno fatto le norme sull'IRAP. Dunque, durante gli 80 euro, il famoso decreto 80 euro di maggio, cosa hanno fatto? Avevano abbassato per il 10% dell'IRAP a tutti, e già da quest'anno si avrebbero avuti gli effetti di cassa, vale a dire che le imprese avrebbero pagato il 10% in meno. Nella legge di stabilità tornano indietro, quindi abrogano quel 10%, violando lo statuto del contribuente, perché non si può tornare indietro, e dicono no, tu paghi di nuovo il 10%, però togliamo la componente lavoro dall'anno prossimo, però, quindi tu gli effetti di cassa, tu impresa li avrai nel 2016, sempre che non si cambi idea nel 2015 chiaramente, perché poi è quello il dubbio. Ma la cosa peggiore qual è? Quindi non so se qui ci sono degli imprenditori, l'IRAP si calcola sugli utili, sugli interessi passivi e sulla componente lavoro. Loro hanno stornato la componente lavoro, che però dà il vantaggio per l'80% di questo alleggerimento fiscale alle grandi imprese. Per quanto riguarda le piccole, avranno sì no fino al 7% dei 7 miliardi impiegati. 7 miliardi che poi, dal momento che si mette una componente in meno nell'IRAS, praticamente sono 4 in realtà e non sono 7, ma comunque andranno più che altro alle grandi imprese, perché le piccole, che sono soggette agli studi di settore, hanno sempre un utile e siccome non hanno grandi finanziatori, devono comunque andare in banca, hanno gli interessi passivi. Sono quelle le componenti più pesanti per le nostre piccole e medie imprese. Quindi noi abbiamo cercato di spostare il tiro lasciando almeno quel 10%, ma non c'è niente da fare. Perché? Perché comunque devono rientrare nei parametri, quindi di più non possono fare, e con gli 80 euro si sono ingabbiati comunque gli spazi di manovra. Non che siano sbagliati gli 80 euro, ma il fatto che quella è stata una operazione da platea elettorale che comunque per la maggior parte, per la stragrande maggioranza è rappresentata dagli statali, che comunque si vedono bloccati gli stipendi, e come dicevo prima ai colleghi, il punto qual è? Hanno bloccato gli stipendi per i 5 anni. Beh, allora quando il governo va e si siede con l'Electrolux o con qualsiasi altra grande impresa che deve aggiornare gli stipendi, quello gli dice bello, tu sei il primo a non rispettare i patti con i tuoi dipendenti. Ecco cosa significa passare l'asticella a tutti. Questo sta succedendo. E poi basta, sostanzialmente non c'è nient'altro che regga la legge di stabilità di Renzi. Questo riguarda gli aspetti positivi chiaramente, quelli che lui dice che ci sono 18 miliardi di nuove di meno, di inferiori tasse, perché per il resto abbiamo il pellet che è schizzato dal 9 al 22, abbiamo l'aumento della tassazione sulle reddite finanziarie, l'aumento della tassazione di tutto, in più c'è, come parlava prima, l'IVA. Allora, ci sono diverse clausole di salvaguardia. Le clausole di salvaguardia sono quelle norme che la Ragioneria dello Stato prevede quando per esempio ci sono delle coperture che non sono così certe. Noi ormai abbiamo il pareggio di bilancio, quindi dobbiamo andare sempre alla pari. Allora, ad esempio, vi faccio un esempio, la famosissima ormai scommessa, che è tipo come il contratto degli italiani di Berlusconi un po', no? Allora lui ha fatto questa scommessa che avrebbe pagato tutte le imprese. Il pagamento da parte dello Stato alle imprese che sono fornitrici non solo è un atto di civiltà, chiaramente, non solo sta mettendo questo ritardo in ginocchio diverse imprese, ma ricordiamo che il nostro PIL, il PIL nazionale, quasi per il 50% è fatto proprio dallo Stato. Quindi se tu soffochi quasi metà del PIL, tu stai togliendo proprio ossigeno all'economia reale, perché è quello che succede, è quello che ha fatto per esempio Chiamparino, che poi ve lo dico. Allora, che cosa succede? Lui aveva fatto questa famosissima scommessa e negli 80 euro cosa fa per esempio? Dice, allora, siccome noi paghiamo tutte le imprese,
noi avremo 650 milioni in più di entrate di IVA, quindi li mettiamo a copertura degli 80 euro, ma questi 650 milioni non sono arrivati. Allora che fa furbescamente il Renzi e Padoan, perché lui il ministero li prende da dove per coprirli? Dal fondo per pagare le imprese, quindi non le pagano più, quell'IVA non ci sarà più e si apre di nuovo un circolo vizioso da cui non usciremo mai. Chiamparino, per esempio, tutte le regioni con il decreto per pagare, che non era di Renzi, il decreto era addirittura di Monti, poi portato avanti da Letta, allora lui dava la possibilità alle regioni di accedere a delle anticipazioni di tesoreria. Chiamparino si è preso 2 miliardi e 600 milioni per pagare le imprese e non le ha pagate. E gli hanno fatto adesso in stabilità una bad company per la sua regione, per Chiamparino, perché questi 2 miliardi e 6 adesso li potrà pagare piano piano, alle imprese ormai non andranno più, non si sa dove sono andati a finire, questi lui li pagherà piano piano, ma c'è una deroga, la deroga per aumentare le tasse piemontesi, può fare quello che vuole, va in barba a tutti i tetti, perché lui deve pagare questi 2 miliardi e 6 che le sue imprese però non hanno visto. E Chiamparino è stato il primo a lamentarsi dei tagli, no? Allora per tenerlo buono gli hanno dato il contentino, perché poi Chiamparino è stato zitto, non abbiamo più sentito. Gli sono andati bene i tagli di 4 miliardi e mezzo perché gli hanno fatto la bad company pure a lui. Vabbè. Dopodiché, signori, l'IVA, comunque stavo dicendo, le clausole di salvaguardia come sono? Ci sono tipo questa, oppure ci sono quella come abbiamo ancora in testa quella di Letta che dice: se non riusciamo a fare determinati tagli si farà una ricognizione qualora non ci dovessero essere coperture. Il governo e il ministero sono autorizzati a fare quegli atti per reperire nuovi fondi. Quindi ci vuole un'azione attiva da parte del governo e dire: devo aumentare questa tassa. Quelle di Renzi non sono così, sono come quelle di Monti. C'è scritto: dal 1 gennaio 2016 l'IVA del 22% passa al 23%, fino al 2018 che arriverà al 25,5%. L'altra, poi c'è l'aumento dal 10% al 13%, quella del 10% è la carne, alcuni prodotti, sono quasi tutti prodotti alimentari, che passerà dal 10 al 13 più relativi arrotondamenti, ma queste non sono clausole legate. Lui dice che poi se farà i tagli non scatteranno, ma sono legge. E noi sappiamo anche in economia quanto è importante l'aspettativa, l'entusiasmo o la positività che adesso tutti gli imprenditori non hanno, perché sanno che tra 10 mesi ci sarà un nuovo scatto dell'IVA sicuro, sia di un'aliquota che dell'altra, il tutto perché in realtà Renzi in Europa non è riuscito a prendere nulla. Praticamente lui che cosa ha fatto? C'è questo raggiungimento dell'obiettivo di medio termine, sarebbe la diminuzione del deficit strutturale, che sarebbe il deficit PIL depurato da alcuni elementi. Quindi cosa succede? Che l'Europa ti fissa, dice tu lo devi diminuire dello 0,5. Lui aveva fatto tutto il gradasso, no, io lo diminuisco soltanto dello 0,1, qui lì va in Europa e gli dicono no, facciamo dello 0,3, è l'unica cosa che gli hanno concesso. Ma questo 0,3 cosa ha comportato? Noi avevamo un fondo nel bilancio dello Stato che era stato istituito da Letta e dentro c'erano quasi 4 miliardi e si chiamava Fondo Taglia Tasse, serviva ad alleggerire un po' le tasse. L'hanno preso e l'hanno dato per l'Europa e hanno preso un altro $500 dei fondi coesione e sviluppo per poter rientrare in questi meccanismi. Questi fondi ora li hanno svuotati, quindi l'anno prossimo per osservare questo 0,25 ci hanno detto di osservare adesso l'Europa per cento, saranno sempre questi 4, 5, 6 miliardi, perché poi ogni anno a secondo di quanto tolgono degli elementi, no? Perché questo deficit strutturale sarebbe depurato dalle componenti cicliche, quindi a secondo di come è andata la crescita, di come è andata tutta una serie di fattori, l'Europa decide lo 0,25 che equivale a 8 miliardi, quindi tu li devi tirare fuori. Questa è la verità e non stiamo rispettando tutte gli altri trattati, infatti ce lo dicono sempre, l'1/20, il famoso six pack. Ora, quello che noi chiedevamo a Renzi era:
andare in Europa forte, di un Parlamento che lo potesse sostenere, così come sta facendo adesso Tsipras, che va e rivendica il suo mandato popolare. Dice: qua io non sono io, è tutti i greci che vogliono qualcosa in più. Noi dicevamo a Renzi: vai tu, ok, sei tu e hai preso il 40%, quello che vuoi, ma facciamo una cosa, vai in forza anche di tutto il Parlamento e chiedi non la flessibilità degli 0, ma vai a chiedere davvero tempo all'Europa, vai e proponiti come davvero un governo serio che farà quelle riforme di cui ha bisogno. Il vicepresidente della Commissione europea, che è venuto in Italia a fare un'audizione, gli abbiamo chiesto le riforme istituzionali e costituzionali solo di quelle riforme richieste all'Europa, siccome nella lettera famosa dell'Ecofin in cui ci sono tutte le raccomandazioni per l'Italia non c'era, gliel'abbiamo chiesto e lui ha detto possono essere portate insieme a delle altre riforme. Quindi stiamo perdendo solo tempo, le cose vere, importanti non si fanno. Cosa ci chiede l'Europa? L'Europa ci chiede di essere seri con l'evasione fiscale e questo mette il 3% a chi invece imbroglia, perché se tu vai ad osservare e dici il 3%, va bene, lo possiamo fare per esempio, fissiamo un tetto, 100.000 euro, 50.000 euro, se c'è un errore, questo è anche giusto perché una piccola impresa, se no tu togli i requisiti proprio per poter continuare ad esercitare, ma lasciare un 3% così per il falso in bilancio significa solo agevolare l'evasione fiscale. Senza un tetto tu stai dando una mano non solo a Berlusconi ma a Unicredit e a una serie di altri grandissimi imprenditori. Non sono i piccoli, noi siamo anche d'accordo che la soglia per esempio dell'omesso pagamento dell'IVA venga innalzata fino a 150.000 euro. Che significa? Io imprenditore ti ho detto, Stato, io ti devo dare tanto di IVA ma non c'ho i soldi, allora non lo sbattiamo in galera, lo facciamo inseguire da Equitalia, ok, però non lo sbattiamo in galera, non gli facciamo perdere i requisiti per poter continuare a lavorare, ma entro la soglia dei 150.000 euro e se comunque sono stati dichiarati. Perché se uno dichiara di dover dare dei soldi e non li paga è diverso da chi invece nasconde di dover dare dei soldi per fare il furbo, è ben altra cosa direi, perché poi tante di quelle imprese che magari non sono neanche pagate nei vari appalti pubblici rischiano il penale con tutto che neanche sono pagate, perché questa è la follia. Noi questo avremmo voluto dire a Renzi: facciamo quelle norme che ci chiede davvero l'Europa, la norma anticorruzione, una lotta seria all'evasione fiscale, la riforma seria della scuola perché lo chiedono ed è giusto. Facciamo quando parlano di investimenti. Ma cosa sono gli investimenti? Gli investimenti sono dare delle infrastrutture al paese, quelle che servono, ma per noi adesso innanzitutto serve un piano serio di dissesto idrogeologico. Se ne parla solo quando muore qualcuno, quando piove, perché qui non ci sono alluvioni, qui piove e si muore. In Italia succede questo ed è questo che è scandaloso ed indecente e non si fa nulla. Invece avrebbe delle ripercussioni anche nell'economia reale notevolissime, perché non si guarda poi oltre. Noi abbiamo le scuole che cadono a pezzi, non so chi di voi ha visto anche il programma di presa diretta, che è quella la verità. Non ci sono 5 miliardi, non stanno scritti da nessuna parte 5 miliardi, se non sul sito della buona scuola, ma se non li tiri fuori e non me li fai vedere, dove stanno questi 5 miliardi? Tu puoi dire quello che vuoi, ma se non ci sono, non ci sono. Pensate che stanno facendo le scuole belle, quel rifacimento della manutenzione leggera. Io ho un'amica che era un ex LSU, adesso impiegata ATA, che fa queste cose, ma siccome come cooperativa non possono salire per la sicurezza sul lavoro sulle scale, lei può dipingere all'altezza d'uomo, che se sono io arrivo là, lei è 1,5 metri, arriva fino a metà finestra e non può dipingere altro. Una cosa, cioè quello è lo però quello è il debito pubblico, perché tu stai dando dei soldi e non hai risolto niente, non hai fatto investimento. Allora io dico, abbiamo delle persone che non servono a niente perché quella persona così a 57 anni
non può ormai imparare a salire sulle scale, a rifare tutto il soffitto, ma ci vuole un'impresa con i suoi impiegati. Abbiamo il reddito di cittadinanza, ma lo stiamo impiegando bene, non stiamo facendo debito pubblico a vuoto, perché stiamo pagando la persona per non fare nulla che serva, perché questo è il punto. Allora, quando parlano di investimenti, quando li facciamo questi investimenti? Mai, perché in realtà i soldi non ci sono e tolgono sempre da lì. E quando hanno fatto i tagli ai comuni, prima avevano fatto una norma, avevano scritto che i comuni possono tagliare solo dalla spesa corrente. Poi i comuni si sono imbufaliti e quindi possono tagliare anche la spesa per investimenti. Ma io lo comprendo il comune, perché se poi quella spesa corrente è a favore di chi non ha niente e bisogna dargli un aiuto per forza, è chiaro che io preferisco salvare una famiglia anziché fare un marciapiede, ma sono costretta a fare questo. E quando adesso pagherete in più di tassi, perché Renzi è andato pure a sbandierare dicendo cosa? Ho bloccato l'aliquota della Tasi. L'avete sentito, no? Vi ricordate? Nella stabilità lui ha bloccato. Però c'è un piccolo particolare. L'anno scorso c'erano 625 milioni per le detrazioni, cioè erano stati distribuiti per i comuni per poter dare la detrazione almeno alle famiglie con figli a carico, chi ha invalidi. Quest'anno non ci sono, i comuni non ce li hanno questi soldi, quindi l'aliquota Tasi è uguale, ma non ci sono le detrazioni, pagherete di più. Ed è tutto merito di Renzi che non ha tirato fuori questi 625 milioni, il tutto per dargli 80 euro, perché è questo che poi l'ha ingabbiato a non fare le cose per bene. E gli ha ingabbiato anche il fatto che ha voluto fare lo sborone, è andato lì in Europa, non l'ha sentito nessuno, lo lasciano fottere, perché proprio quello, autorevolezza non ne ha per niente, perché altrimenti, scusate, andare a parlare con Putin, noi avevamo la nostra grande Lady Pesk che non ne sapeva niente. Cioè, vi rendete conto che noi abbiamo l'alto commissario fatto apposta, la Mogherini è fatta apposta per fare questo, e va la Merkel con Hollande, lei non va da nessuna parte, non ne sa niente. Questa è una cosa indecente ed è inutile che lui, quando lo intervistano, dicono sì, Angela e François hanno fatto bene. Ma che fai? Ti hanno dato un nome, ma quello io non lo dico contro Renzi, io sono molto mortificata da questo, perché si vede che l'Italia non ha nessun peso in Europa e sta riuscendo ad averlo più la Grecia che noi. Io non ho niente contro la Grecia, chiaramente, ma la Grecia è un decimo nostro, cioè noi siamo un'economia importantissima, un'economia che non solo lasciata sola da tutti i governi, ma anche bistrattata e calpestata, perché poi i nostri imprenditori sono quelli sempre inseguiti. E come dicevo prima, a proposito dell'IRAP, voi lo sapete tutti, la piccola e media impresa è soggetta agli studi di settore e il reddito lo deve avere per forza. La grande impresa no, non è soggetta, quindi il reddito non ne ha mai. È chiaro che tutti poi lo sgravio vanno a loro, per poi avere un'ILVA, e io sono pugliese e stanno facendo una porcata in una maniera terribile, perché lì, per aiutare Riva, che ha sempre pagato le campagne elettorali sia di Forza Italia che del Partito Democratico, stanno facendo di tutto e di più, l'impunità per tutti, i commissari, il loro staff, loro possono fare qualsiasi cosa, inquinare, uccidere, e questo lo paghiamo tutti, perché poi noi dovremo garantire i soldi che stiamo dando a Riva. È una cosa assurda, cioè loro adesso devono emettere delle obbligazioni per 1.200 milioni e noi lo Stato gliele garantisce. Ma se l'ILVA non funziona più, non ha più un mercato, è inutile che ci giriamo intorno. Se dovesse fare tutte le prescrizioni per bene, ma voi sapete, per esempio, e questa è una cosa assurda, loro possono fare l'80% delle prescrizioni, quindi non tutte, l'altro 20% lo fanno come quando lo vogliono. Nelle prescrizioni però ci sono alcune piccole, tipo mettere il cartello, mettiti la mascherina, mettiti il cartello, mettiti la tuta prima di entrare là, oppure con un po' d'acqua bisogna inumidire i parchi minerari così non vola, non costano nulla, eppure sono prescrizioni. Coprirle invece, i parchi minerari, costa oltre 1 miliardo, e quello loro potranno non farlo e fare solo le prescrizioni piccole.
Allora io poi mi chiedo, perché a loro è consentito questo quando a voi piccoli imprenditori dovete avere la sedia in un certo modo, la scrivania, l'insegna, la luce e fare no! Ma come? Ma come funziona qui? Ma come funziona qui? C'è una cosa assurda! Ma perché c'è tutta questa disparità? Perché poi i Riva e come altri imprenditori di questo tipo straguadagnano sulla morte della gente e hanno un bel budget di milioni di euro che mettono a disposizione dei partiti per avere poi questi favori di ritorno. Cioè è quello che succede, è una cosa raccapricciante, agghiacciante, come voi che si possa andare avanti, anche si parlano di PIL, di aiuti alle imprese, ma se noi bruciamo i soldi, l'ILVA deve chiudere, perché l'ILVA fa un acciaio di scarsa qualità, non ha mercato, è inutile, e ve lo ripeto, io sono una pugliese, io non voglio vedere 20.000 persone a casa, ma non è giusto neanche che tutta l'Italia paghi per loro, non è possibile, riformiamoli, facciamo un reddito di cittadinanza, qualcos'altro si troverà, ma adesso che abbiamo 5.000 operai a casa perché non sono stati pagati da Riva, dopo tutti i soldi che gli abbiamo dato, ma insomma facciamolo prima, perché ci stiamo dissanguando un paese per un'azienda, questo succede, perché è quello che sta succedendo. Io mi fermo perché sennò non mi fermo più, così che avete delle domande. Grazie Barbara, adesso se ci sono domande poi... Ecco la prima domanda, buonasera. Allora, premesso che io sono d'accordo con Grillo quando afferma che con Renzi non bisogna parlare perché è una persona inaffidabile e quindi io su questo sono perfettamente d'accordo. Credo che i presenti siano anche d'accordo sul fatto che Renzi non sappia fare il proprio lavoro. Allora la domanda è questa: chi è Renzi? Un imbecille per cui non sa fare il suo lavoro perché non lo sa fare? Un masochista che si diverte, diciamo in maniera più o meno perversa, a creare questo disastro, o fa parte di un piano preciso che mira in qualche maniera a rovinare l'Italia? Questa è la mia domanda. Allora, io volevo fare giusto una specifica. Noi con Renzi parliamo, così come abbiamo fatto i colleghi della riforma costituzionale, sono andati a fare la nostra offerta, almeno il referendum, insomma le abbiamo fatte, così quando, io mi preme molto ricordare questo passaggio, quando il tavolo per la legge elettorale si è interrotto, quando Luigi Di Maio dice: siccome al Senato state trattando la legge costituzionale, sono legate, si deve votare l'emendamento sull'immunità. Non diamo l'immunità almeno ai 100 senatori, perché se tu vuoi mettere questi 100 senatori che vengono tutti dalla regione, un qualche dubbio ti viene. Allora, togliamo i dubbi, togliamo l'immunità. Lì il Partito Democratico si è perso, si è dissolto e non ci ha chiamato più, non ci ha risposto più. Quindi a me preme dire questo, noi vogliamo parlare, perché poi proprio nel rispetto delle istituzioni, sono loro che governano, ok, andiamo anche a mediare come abbiamo fatto, ma sono loro che dicono comunque sempre no. Renzi innanzitutto non è lui a fare tutto il lavoro, Renzi è un abilissimo comunicatore che segue la sua agenzia di comunicazione così come deve fare, fa. È un uomo spietatissimo perché è molto cattivo. Se torniamo un attimo a Ilva, ha detto: l'Europa non mi fermerà dal salvare i bambini di Taranto. Invece l'Europa lo vuole fermare perché sta dando un aiuto di Stato, non c'entrano i bambini di Taranto. Se lui vuole salvare i bambini di Taranto deve chiudere l'Ilva e andare all'oncologico di Taranto a farsi un giro, a vedere e non va. Quindi è spietatissimo ed è spiegato anche un uomo che sa dire tutte le bugie che dice, no? Perché io una volta sono andata a servizio pubblico e me lo ricordo benissimo, avevo di fronte a me una signora che aveva perso il figlio perché era caduto un pezzo di soffitto in una scuola. Lui aveva promesso 3 miliardi dal giorno dopo, che non ci sono. Anche quello è essere spietato, è estremamente ambizioso. Lui esegue alla lettera tutto quello
facendo tutto il percorso di Monti uguale, solo che lo comunica in maniera diversa. È quello che cambia. E perché? L'intento è questo. Io ti dico la mia. Perché? Noi siamo governati dalla Germania e dagli altri paesi del nord Europa che hanno tutto l'interesse, anche per tenere un euro basso, ad avere un paese, dei paesi del Mediterraneo deboli ma non morti. Devono comunque continuare a respirare perché siamo anche noi parte del loro mercato. Altro obiettivo sono le privatizzazioni. Io sono convinta di una cosa: a Tsipras gli hanno mandato tutti i segnali, Schäuble per esempio, i segnali ti lasciamo le liquidità, ti mettiamo queste, da paura, e lui però è stato duro, perché la prima cosa che ha fatto Tsipras è stato bloccare le privatizzazioni. Noi in Italia invece, l'Europa ci ha detto che siccome l'anno scorso siamo stati lenti, adesso dobbiamo invertire la lotta e accelerare sulle privatizzazioni. Le privatizzazioni significa poi impoverire lo Stato, togliergli anche motivo di negoziare e di essere sostenibile come debito, e comunque tu togli delle ricchezze. Noi stiamo per esempio offendendo tutti i cittadini italiani perché non rispettiamo il referendum sull'acqua, ma le prime cose che vogliono proprio privatizzare sono i trasporti locali e tutti i servizi locali e tutti i servizi proprio primari, tipo l'acqua, cioè quella per cui noi non potremo farne a meno. Quindi l'intento è: in Europa esistono grandissime lobby che hanno interesse ad entrare nei mercati che non conoscono crisi comunque, perché tu l'acqua comunque la devi consumare, e così i trasporti pubblici locali, che sono dove c'è il focus. Per esempio, quando hanno dato i soldi a Roma Capitale, vabbè, a parte tutta la storia di Roma Capitale, che danno sempre soldi e soldoni, lì quello che hanno fatto fu un emendamento in cui volevano vendere tutto queste società miste, le società miste che hanno lì per l'acqua, volevano farle diventare tutte interamente private, che ancora l'hanno rinviato, ma è quello l'intento, e vogliono farne, e c'è per legge anche in questa stabilità che ci porta a più dello 0,7% di accelerazione e privatizzazioni, in contrattazione privata. Cioè noi non sapremo cosa ti vendono, a quanto lo vendono e a chi lo vendono. Ecco perché, per esempio, l'aiuto che è stato dato a Tsipras da parte di Russia e anche Cina, non so se avete sentito, perché la Cina ha chiamato Tsipras per andarlo a trovare, è perché loro vogliono comprarsi uno il porto e l'altro il gasdotto, la società, anche loro vogliono. Allora Tsipras sta cercando di negoziare giustamente con l'Europa per mantenere saldo, insomma, le sue ricchezze, perché poi, per esempio, quando si parla di debito pubblico sostenibile, la cosa è sostenibile? È sostenibile della ricchezza pubblica e privata. Noi per esempio quello che stiamo facendo è anche impoverire la ricchezza privata. Quando tu metti tante tasse sugli immobili, tu stai deprezzando quella casa, vale di meno, e quindi la capacità anche di sostenere il debito pubblico non è. Quando noi diciamo non devi aumentare le tasse, devi invertire il circolo, chiedere tempo, vai in Europa e gli dici: io le faccio tutte queste cose, ma io devo dare uno shock al mio paese e devo abbassare le tasse di 7, 8, 9 punti subito, immediatamente. Se io le libero, le piccole e medie imprese non hanno bisogno del contributo, che devono andare a fare burocrazia, a dare la tangentina per farmi avere il contributo. Lasciale libere, fai in modo che rimanga in tasca alle nostre piccole e medie imprese qualcosa, che torni ad investire e torni ad assumere. Per far questo c'è anche il reddito di cittadinanza che ti fa ripartire i consumi interni. Chi è che non vuole comprarsi un paio di scarpe e magari non ha lavoro? Ma quel paio di scarpe fa bene al negoziante che continua a stare aperto, e tutto si aprirebbe, veramente si darebbe l'aria. Dimmi. Allora la risposta esatta è giusta, è quella la numero 3, cioè Renzi fa parte di un piano. Sì, ma Renzi rispetta un piano. Signori, gli 80 euro, attenzione, secondo le regole europee, gli 80 euro non potevano darsi. La Merkel gliel'ha fatti dare perché in quel momento doveva arginare noi e
dato il via, altrimenti secondo le regole europee tu non lo potevi fare in quel momento, tirar fuori tutti quei miliardi, non lo potevi assolutamente fare. Tra l'altro una norma costituzionale che tiene fuori i pensionati, perché siccome la pensione, in virtù delle pensioni d'oro, no, che sono un diritto acquisito come lo stipendio, se io ho lavorato un mese io ho diritto allo stipendio, ho mio diritto acquisito. In virtù di questo diritto sancito dalla Costituzione, tu no, hanno equiparato quindi stipendio e pensione, gli 80 euro li devi dare anche ai pensionati. Invece non li ha dati, perché aveva quel budget e aveva soprattutto una platea di quasi 10 milioni di persone, quella che doveva raggiungere per vincere le elezioni, perché comunque dovevano mettere una cosa in bocca agli altri, noi e Lega. Sì, c'è la lista sì. Un'altra domanda. Sì, buonasera. Allora, volevo chiedere a che punto siamo con il discorso delle partite IVA, i minimi che sono aumentate dal 5 al 15. Praticamente adesso il governo, però ancora non lo ha fatto, presenterà un emendamento del mille proroghe per prorogare o di 6 mesi o di un anno l'entrata in vigore del nuovo regime. In pratica hanno capito che hanno fatto una cazzata, però siccome non la possono togliere perché costa anche quella, la slittano un po'. Io credo che la faranno per 6 mesi, altrimenti veramente non so dove prenderanno i soldi per l'altro semestre, però ancora non c'è nulla di certo e vedremo anche come la fanno, perché pare che la vogliono ripristinare tal quale a come era prima. Ora il mille proroghe scade dicembre, gennaio, febbraio, 24 febbraio, sta ancora alla Camera, poi arriverà da noi sicuramente con la fiducia, però a breve sapremo se finalmente ci sarà questo emendamento. Un'ultima domanda. Sì. Sulla riforma del catasto, notizia di stasera, Sì. il decreto del governo dovrebbe fare la riforma del catasto nel 2019. Però già si parla 2020-2021, visto che sul catasto ci sono una situazione proprio di sperequazione incredibile, cioè in centro a Roma pagano meno che in periferia a Udine, per dire, è possibile che per una riforma così importante arriviamo al 2020-2021? Ma guarda che l'Italicum, per cui noi siamo stati fino a notte il 21 dicembre, sarà valido dal 2016, Cioè loro fanno tutto così, è tutto valido per dopo. Allora, per il catasto ti dico, è una materia complessa, molto complicata, e io sto lavorando insieme ad un collega, insieme a Martelli, con un signore che si occupa di catasto per fare una nostra proposta. Ora loro il catasto lo volevano riformare nell'ambito della delega fiscale prima, però nella delega fiscale in realtà si prevedevano soltanto aumenti delle rendite, invece qua ci vorrebbe una riforma che, come dici tu, no, sistemi un pochino le rendite, non soltanto aumentarle così come sono, ma invertirle. Ora noi stiamo lavorando a una proposta molto articolata che poi metteremo sull'ex e che speriamo magari potrà essere esaminata prima, a parte che come la facciamo noi è anche virtuosa, quindi non incorrerebbe nel problema del pareggio di bilancio che quindi costa, ma anzi essendo virtuosa quindi potrebbe essere immediatamente. Io però ti dico, ripeto, siccome è molto complessa non credo che arriveremo prima di ottobre-novembre a poterla depositare e a lasciarla poi sull'ex un paio di mesi, proprio perché lì se metti mano è meglio metterla per bene, e siccome però poi sarà soggetta anche agli emendamenti degli altri gruppi bisogna conoscerla anche molto bene per quello. Sì. Sempre ritornando sulla questione dell'Europa, in quanto mi pare che la coperta è corta ed è corta per quel motivo, cioè inutile che stiamo. Dopodiché ognuno si inventerà un sistema diverso, diciamo, si cercano di limitare i danni, ma di fatto non si riesce a questo. Allora, a
hai affermato per esempio che Tsipras ha fatto meglio di come ha fatto Renzi. Io non sono d'accordo. Sta cercando di fare meglio ancora, dobbiamo vedere. Non sono d'accordo perché di fatto lui entro 2 mesi dopo uscire dall'euro, se non avesse la concessione che abbiamo fatto adesso, entro marzo dovrebbe andarsene di sicuro. E il fatto che gli diano questi 5 miliardi che gli fanno durare 2 o 3 mesi in più, non so, 6 mesi, non so quanta vita gli dà questa cosa, significa soltanto che si continua a ritardare quello che a me pare un problema più fondamentale. Da questo punto di vista, quello che ho letto di recente su un'alleanza con Podemos, con Tsipras, mi pare, diciamo, se fossi Bagnai direi che si va dal lato degli appellisti, ma qui il problema non è diventare appellisti, qui il problema è che bisogna uscire dall'euro, perché questa questione è dirimente. Non c'è alcuna possibilità di aumentare la produttività, non c'è alcuna possibilità di migliorare la bilancia dei pagamenti, non c'è nessuna possibilità. E anche la Grecia gli dà 5 miliardi, 4 tornano in Germania entro 6 mesi, e questo lo sappiamo. Allora la domanda a questo punto è, e mi tocca farlo, qui lo sanno tutti che io sono contro, perché facciamo un referendum sull'euro? Se io ho un cancro non è che vado a chiedere ai miei parenti se per caso me lo devo curare, non faccio un referendum per sapere se mi devo curare, è una malattia e la curo. Quindi da questo punto di vista trovo che l'unica alleanza seria da questo punto di vista va fatta con i seri anti-euro europei, che sono la Lega, mi dispiace dirlo, Le Pen, mi dispiace dirlo, e altri, potrebbe essere anche Podemos, potrebbe essere anche Tsipras, però su questo, su una prospettiva di appellismo, mi pare che non c'è possibilità, perché la Merkel non ne vuole sapere, né ci conviene. Allora, vediamo se riesco a sintetizzare bene la nostra posizione. Punto primo, il problema non è l'euro. L'euro, come tutte le monete, è uno strumento, solo che viene utilizzato male. E tutti i procedimenti, tutte le procedure, non solo i trattati dell'Europa, sono a nostro svantaggio. Podemos o Tsipras, come ho detto anche in altre occasioni, per me sono delle forze non decisive, e non è che abbia tutto questo grande stima, perché quando si è trattato di sfiduciare Juncker loro si sono astenuti. Tsipras si è astenuto perché noi siamo con Farage, adesso ha fatto il governo e ha fatto bene secondo me a fare il governo con l'estrema destra, perché tornando al discorso che ho fatto all'inizio, io vorrei che in questo frangente storico di estrema difficoltà si fosse tutti funzionali al raggiungimento dell'obiettivo. A noi Farage ci serve, quindi non me ne frega se poi vuole fare una cosa, ma io non lo voglio fare, quindi ok. E infatti Tsipras su questo ha fatto l'alleanza per fare il governo. Ora, detto questo, uscire dall'euro necessita secondo noi comunque di una consultazione, perché non sarà un passaggio né rapido né indolore, né che ci darà immediatamente quello che avevamo, perché comunque noi non abbiamo più una banca di Stato, la dobbiamo rifondare. È vero che molti dei risparmi possono rimanere in euro, quindi non c'è nessun problema di correre al bancomat. Dopodiché dobbiamo rifare la nostra banca, mettere la nostra moneta sul mercato e ricominciare a riavviare veramente la nostra economia, facendo anche quelle riforme, come dicevo prima, che il movimento vorrebbe fare, anche la spending è da fare. Allora, nella sanità, ad esempio, ma perché dobbiamo mantenere le cooperative, c'è il 40% dei passi che viene buttato, poi non abbiamo un posto letto per una neonata. Allora magari la spending significa rivedere e riallocare, significa che se io dalla Puglia non devo venire in Friuli Venezia Giulia per curarmi, significa che c'è un risparmio, perché si risparmia e io sono un cittadino più felice che pago anche le tasse interamente più contento, è tutto un circolo virtuoso. Ora, se Tsipras adesso a me sta piacendo
fino adesso, perché lo guardo sempre con occhi critici, perché Tullio? Allora lui ha detto adesso la Merkel, ti do 5 miliardi, lui ha detto va bene, allora faccio le regole europee, ti presento un programma però, non ha detto le tue regole, ha detto ti presento un programma e lui vuole rispettare il 70%, cioè quello che dice lotta all'evasione fiscale. Voi sapete, io questa cosa è assurda, gli armatori greci in Costituzione c'è scritto che non pagano le tasse, vabbè dai, cioè quella è una cosa da sistemare, no? Evidentemente. La corruzione che è anche un male nostro. Allora se lui punta su quelle cose, è chiaro che la Merkel non gli può dire no, tu l'assistenza sanitaria non la dai più, perché qua c'è più di 1 milione di persone che non può andare più, non può varcare la soglia, è una cosa assurda, nel cuore dell'Europa, dati da guerra, è aumentato del 40% la mortalità infantile, una cosa assurda. Su questi dati, e se ci unissimo noi con la Spagna e il Portogallo, perché poi attenzione, come dicevo prima, la Grecia, e la stanno temendo comunque, perché se esce la Grecia dall'euro si vede che l'euro è reversibile, ma noi non siamo la Grecia. Se noi andiamo a fondo ci tiriamo a fondo tutti e allora avremmo un potere di mercanteggiare molto alto e quindi potremmo dire allora stiamo facendo il quantitative easing, ok, allora a noi così non piace, non va alla Banca d'Italia e non va che lo garantiamo noi, lo garantisce l'economia europea, così bella mia Merkel, tu devi stare attenta a come vado pure io, perché altrimenti tu non puoi più garantire le mie emissioni. E ti dico, facciamo una cosa, la Banca d'Italia fa una cosa, lo compra direttamente dallo Stato sovrano, non nel mercato secondario, ovvero dalle banche, direttamente, e però lo Stato è più libero di fare anche più deficit, perché in questo momento ci vorrebbe, e come noi avevamo fatto una manovra finanziaria con nuovo deficit, perché Renzi li ha fatti, no? 10 miliardi di nuovo deficit, noi li avremmo fatti come? Cioè in realtà in tutto l'anno ha fatto 60 miliardi di nuovo debito pubblico, perché quando si fanno le previsioni, perché dicono vabbè, ma come succede? È chiaro, se tu dici che cresci dello 0,6%, per esempio, sì, a ogni 0,1 corrisponde 1 miliardo e 6. Tu su quella 7 miliardi, 8 miliardi in più, tieni conto che hai incassato 4 miliardi di tasse, che invece non ci sono, anzi stai a meno 0,4. Là si creano i pozzi di debito pubblico. Là si creano quando fanno quelle coperture fasulle che non ci sono, poi però nel momento in cui devi tirare fuori i soldi c'è un fabbisogno e tu devi andare a fare emissioni. Quindi se noi volessimo accelerare, ha senso dire Podemos, Tsipras, chiamiamo il Portogallo e tiriamoci sta Francia, che lo facciamo sempre fare il cagnolino alla Merkel, ma se avesse qualcuno di autorevole dall'altra parte e dei milioni di cittadini, perché noi ci teniamo alla raccolta firme? Non sono solo per l'uscita dall'euro, ma sono una grande provocazione, perché comunque, come dicevo prima, Tsipras ha una sola ma grandissima arma, il mandato popolare. Infatti lui lo dice, gli hanno cominciato a dire a Varoufakis, sì, ma non puoi portare solo il mandato popolare. Come? Dice, io ti porto milioni di cittadini e purtroppo loro non possono dire di no, perché loro già non sono legittimati, ma se c'è una forza che raccoglie tanto li delegittima, e quindi per forza adesso loro, è chiaro che anche la Grecia, no, deve lasciare qualcosa sul tavolo sicuramente, ma se farà un piano serio e avrà qualcosa in cambio, ok. Già per esempio è vero che è soltanto una questione lessicale, troica, no? Però lui vuole l'Ocse. Però aspetta, lui vuole l'Ocse, che ultimamente ha detto bene il Job Act, l'avete sentito? Però l'Ocse ha fatto un enorme errore, e se lo leggete tutto dice bene il Job Act perché sposta quello che dice Grillo, quello che diciamo noi, l'attenzione dal lavoro al reddito, da un reddito minimo garantito a tutti. Bisogna chiamare l'Ocse e dire guardate, non dovete leggere le slide di Renzi, ma leggere il provvedimento, che è tutt'altro. Però la direzione dell'Ocse è quello. Allora lui, Tsipras, dice io voglio quello, dice vabbè, la troika più quelli, quindi si sta cercando gli alleati.
Poi sta facendo il gioco suo strategico, lui ha potere di veto sulle sanzioni alla Russia, perché basta solo uno, dice no, io dico, no, chiaramente sta giocando. Però noi adesso potremmo cogliere non avere un Renzi che gli regala la cravatta e poi appena gli chiudono i rubinetti dice sì, hanno fatto bene. Poi adesso che li hanno riaperti dice no, allora veniamo pure noi a chiedere liquidità. Ma che fai, pagliaccio? Ma dove stai? Cioè, allora se tu la liquidità, tu è giusto, allora io preferirei uno che dicesse è giusto che le avete tolto liquidità, io voglio rispettare tutte le regole e continui. Ma non fare il giorno dopo che gli riaprono i rubinetti, ma anch'io voglio flessibilità, ma che fai? Tu sei la terza potenza manufatturiera d'Europa, cioè un po' lo devi dimenticare, cioè quello è il punto, non possiamo stare schiacciati dalla Merkel, cioè noi siamo un mercato pure per la Merkel, e se tu ci affondi poi ti tiriamo dietro, e vedi come ti tiriamo dietro, invece no, usano tutto perché un po' con una cannuccia, un po' di ossigeno te la mandano, per questo ti mantengono un po'. Cioè, è questo il disegno che noi vediamo dalle carte, da quello che succede, da come si muovono. C'è tutto lì. Solo 5 secondi di replica. L'euro è stato inventato per questo. Su questo non sono d'accordo con qualche idea. È stato inventato esattamente per questo. Sì, cambiamo rotta e lo potremmo fare più rapidamente. Io non ho detto che tu hai sbagliato, io non ti ho detto che non è giusto uscire dall'euro, ci mancherebbe, perché noi abbiamo previsto un percorso, se via fiscal compact, se sia gli eurobond, no, siccome allora se non usciamo dall'euro, se tutte queste cose venissero a mancare, noi possiamo stare nell'Europa e nell'euro. Cioè è chiaro che voglio dire, il problema non è che si chiama euro, è svincolarsi dai trattati. Tu tutto questo per poterlo fare hai bisogno di un governo forte, di un suffragio popolare molto forte, perché se poi c'è fiducia nel governo che rilancia l'economia, ti mangi pure i mercati, perché i mercati per un po' si tartassano come hanno fatto con Atene, no? È chiaro, questo succede, diciamo, questi non sono credibili, non sono autorevoli, non rispettano i patti. No, un attimo, io sto facendo le norme anticorruzione, le norme sull'evasione fiscale, la spending review, la sto facendo, però devo anche sollevare il paese, non aiuto chi mi produce, per esempio, no? Cioè, è questo il discorso, cioè cambio tutta la logica di un paese. E allora torno la lira, però torno con sani principi. È chiaro che è un percorso più lungo e che noi vediamo morire imprese pian piano, perché è quello che succede. E allora se trovassimo una via più breve per accelerare il percorso, noi non siamo, come dicevo prima, ideologici, no, abbiamo detto fuori dall'euro, no, se troviamo il modo più rapido lo facciamo subito, lo faremmo subito se lo facesse. Cioè noi ci siamo proposti a Renzi con una mozione molto articolata in cui diceva proponi questa al Consiglio d'Europa, fai questa, fatti portavoce, chiama gli altri, chiamiamoli tutti insieme, lo possiamo fare. Però niente, non siamo riusciti. È venuta fuori molta Europa, no? In questo ultimo, ne abbiamo uno magari in casa, forse se Marco viene qui e c'è qualcosa dall'Europa. C'è ancora tu in Europa? Certo che ci sono. No, visto che non rispondi. Sono sempre presente, quando vuoi. Beh, io in realtà non ho da aggiungere molto perché i temi che sono stati trattati e le cose che sono state dette corrispondono purtroppo al vero. Vi posso anticipare che il 7 marzo in Regione ci saranno i miei colleghi Marco Zanni e Marco Valli che si occupano in modo specifico di temi economici. Quindi quello che è stato anticipato questa sera potrà essere approfondito ancora maggiormente. Vi posso dire che però queste dinamiche io le vivo nelle commissioni che sto seguendo, che sono quelle dell'agricoltura e quelle del mercato interno. La coperta è non corta, non esiste più, tant'è che la nuova commissione sta in modo molto furbo sospendendo un sacco di programmi, promettendo che poi li rioffrirà al Parlamento in modo più
approfondito, rendendoli ancora migliore, alla fine solo per recuperare risorse economiche. E stiamo parlando anche di programmi molto piccoli, di 200 milioni di euro, che nel bilancio europeo sono cifre abbastanza esigue. Dovete anche sapere che l'Europa è debitrice nei confronti dello Stato di 20 miliardi di euro, perché non ha i fondi per pagare i prestiti che ha promesso di saldare, e questa previsione si stima a fine mandato arriverà a 80 miliardi di euro. Quindi la situazione è veramente drammatica. Altre azioni che questa Europa sta facendo sono quelle di perdere tempo. Stanno continuando a promettere delle finte riforme, scrivendo sulla carta che faranno delle azioni che andranno a regime più avanti, ma sappiamo benissimo che non sarà così. E qui mi riallaccio alla nostra proposta di uscire dall'euro. Questa è una grande opportunità che abbiamo come Paese Italia, perché l'Italia, l'economia italiana pesa in Europa. Se l'Italia, a differenza della Grecia, uscisse dall'Europa, il sistema crollerebbe. E quindi noi, forti di questo nostro peso economico, dovremmo riuscire ad andare a contrattare con i vertici di questa Europa per cambiare direzione. Noi abbiamo nei primi 6 mesi avanzato tutti quei provvedimenti che avevamo annunciato nel nostro programma europeo. Le risposte sono state secche e immediate? No. Da qui la decisione di avviare subito questo percorso per l'uscita dall'euro. Ha sia la funzione di spauracchio, ma anche una funzione reale, perché nonostante l'uscita dall'euro non sia formalmente normata, è possibile, anche se lo hanno dovuto ammettere a denti stretti. Per fare questo però ci vuole una classe dirigente che abbia la forza e la volontà di cambiare rotta, cosa che anche questa sera emersa non esiste, perché purtroppo siamo delle pedine. Allora sì, noi in Europa cercheremo di costruire un percorso assieme a quelle forze che veramente vogliono la differenza. Io sinceramente non lo so se Podemos, Tsipras lo vorranno fare. Se devo guardare i fatti, fino ad oggi il Movimento 5 Stelle è solo. La Lega non esiste. La Lega ciacola tanto, ma non fa niente di concreto. Perché questo Falange, quindi l'UKIP, ha tanti difetti, ma quella è una forza che veramente vuole uscire dall'Europa, e quella è una forza che vuole mettere in discussione questo sistema. Questa Europa non è un'Europa che riprende il senso di comunità con cui era nato il progetto, è un'Europa finanziaria, e veramente ci vogliono far diventare il terzo mondo europeo, tenuto lì a galleggiare per dare sfogo a economie e interessi altri. Quindi noi stiamo lavorando per proporre questo cambiamento. Il Movimento 5 Stelle non è una forza ovviamente di maggioranza ad oggi, stiamo lavorando per inoculare anche negli altri paesi europei questo progetto, però stiamo dando fastidio. Questo l'abbiamo visto, perché una delle primissime azioni che hanno tentato di fare, nonostante noi si sia in 17, quindi non contiamo numericamente nulla, 17 su 751, le prime azioni che hanno tentato di fare sono state quelle di toglierci la parola. Hanno cercato in tutti i modi, e ci stanno riprovando, di fare in modo che noi non si possa neanche esprimere alcun concetto, perché quando si va in aula e si dice le cose come stanno e li si mette davanti alla loro responsabilità, per quanto abbiano una faccia, diciamo, faccia tosta di far finta di niente, fanno fatica a far finta di niente. Quando Renzi è venuto in aula a leggere, a esporre quello che erano stati i 6 mesi di presidenza italiana, neanche i parlamentari del suo partito erano presenti in aula, perché si sono vergognati di sentire una persona dire le stupidaggini e falsità che ha detto Renzi. Questa è l'Italia che ci rappresenta noi oggi. Stiamo pagando conseguenze disastrose
perché 5 anni fa, 10 anni fa, i nostri parlamentari europei si sono completamente disinteressati di quello che era l'Europa e hanno lasciato campo libero alle altre forze politiche, agli altri paesi, anche quelli più piccoli, che invece sono stati bravi quantomeno a portare a casa un risultato a loro utile, a scapito degli altri, ovviamente. La Serracchiani è venuta in Parlamento 3 settimane fa, grosso modo, e mi ha fatto sorridere quando, davanti alla sua platea, perché era un incontro alla fine per pochi deputati del PD e funzionari regionali, ha avuto il coraggio di dire che sì, effettivamente oggi ci stiamo accorgendo che l'Europa è importante. Lo ha detto 3 settimane fa. Io mi vergogno profondamente di essere italiano in quelle istituzioni, perché il primo scoglio che noi abbiamo dovuto superare è quello di essere italiani. Cioè il fatto di essere italiani ti fa partire svantaggiato. Fortunatamente in questi 6 mesi, 7 mesi ormai abbiamo dimostrato che siamo degli interlocutori seri, che alziamo la voce, ma lo facciamo perché è motivato quello che noi diciamo, e quindi gli altri parlamentari iniziano a tenerci in considerazione, ascoltano quello che diciamo. Poi ovviamente se arriva l'ordine di scuderia su certe questioni dove si movimentano miliardi di euro, le dinamiche sono altre, però ci stiamo ricostruendo una credibilità che non è quella della Lega, perché in un primo momento ci avevano avvicinati alla Lega, pensavano fossimo come la Lega Nord. Da questo punto di vista l'alleanza con l'UKIP non ci ha avvantaggiato, perché è stata un'ottima scusa per metterci da parte. Ma noi stiamo dimostrando che siamo una forza seria, perché stiamo proponendo un progetto alternativo. Quindi anche questa nostra azione di minaccia di uscita dall'euro ci rende più credibili, perché ci dà la forza di chiedere un progetto alternativo. Perché se riusciamo ad arrivare alla fine di questo percorso e quindi veramente a mettere di fronte alla possibilità di perdere l'Italia da questo sistema, crolla tutto. E quindi dovranno arrivare a un punto che saranno loro a dover cercare di avere un compromesso con noi. Altrimenti, dal mio punto di vista, facciamo benissimo a uscire. E chiudo con l'ultimo aspetto, non meno importante. Il problema non è l'uscita dall'euro, il problema è gestire l'uscita dall'euro. Quindi se noi proseguiamo per questo cammino, l'unica soluzione sarà un governo 5 Stelle. A me? Sì, mi riallaccio a quello che ho sentito quando sono arrivata e un po' mi ha spaventato. Hai parlato dei fondi del PAC, del piano di azione della coesione, e hai detto che non ci sono. 2007-2013. Ah, sì, ma no, perché in regione c'è stato promesso che alcuni programmi in forte ritardo sarebbero stati finanziati con quei fondi lì, e anche di più. E quindi Hanno tolto 1 miliardo ogni anno, 15, 16, 17 e mezzo miliardo nel 2018. Quindi se riuscite con quel poco che rimane, ma che io sappia è svuotato. È brutta questa cosa. Ok. Lo hanno tolto, sì. Guarda, che io sappia avevano fatti salvi tutti i programmi che erano stati presentati entro settembre. No, sì, sono programmi anziani, sono antichi. E sono Allora sì, sì. Allora se c'erano i progetti, tutto presentato, perché hanno fatto una ricognizione, tutto quello presentato entro settembre del 2014, sì. Tutto quello presentato è salvo, tutti i soldi che non erano stati ancora impiegati, anche se non spesi, promessi quantomeno. esatto, allora quelli li hanno tolti. Quindi se c'era già un progetto presentato, c'era l'impiego già dei fondi, quei fondi sono impiegati ma non ancora spesi, quelli sono salvi. No, quelli sono salvi. Ah, meno male. Sì. Ecco perché io ti dicevo, le regioni del sud che non li hanno spesi è giusto che vadano di fronte ai cittadini e lo dicano, perché sei stato incapace, cioè c'è un'incapacità nel non aver saputo
fare un bando, un progetto e prendere quei soldi, neanche impegnarli. Per questo è giusto anche che vengano tolti. Con tutto, ripeto, io sono del sud, mi dispiace, mi duole il cuore, però se non si è riuscito a spendere, è bene pure che i miei conterranei si sveglino e dicono: ma sto Vendola che mi dice una poesia sì e una poesia no, che fa alla fine? No? Cioè, nel caso, tutta sta sapienza dove andrà a finire? Allora, è questo che è giusto pure che non li hai spesi, ed è anche, come dicevo prima, io credo fortemente che ormai è tutta l'Italia in svantaggio, cioè uno che ha accumulato perdite di PIL, contrazioni su contrazioni su contrazioni, no? È chiaro che adesso sta languendo anche al nord e bisogna dare qualcosa, quindi se ci sono quei soldi che stanno fermi là, prima, ripeto, questa è la vecchia programmazione 2007-2013, quindi prima che arrivi l'Europa se li riprenda, ridiamoli che magari c'è qualche imprenditore che riesce subito ad assumere qualcuno, lo alleggeriamo del 100% di tutto. Ok, facciamo l'ultima okay. domanda così. Senta, non tocco la disabilità perché mi offendo da me. Sono Roberto. Io ho mio padre che ha la stessa sua compagna da qualche anno dopo la caduta da cavallo. Lo so bene. Io sono caduto purtroppo all'estero 30 anni fa e allevo cavalli, allevo vacche, allevo pecore. Sono un contadino attivo disabile, che a tanti non gli vanno bene, perché noi quando siamo così non abbiamo ambizioni di poltrone e nemmeno andiamo a contrattare la nostra dignità. E io questo purtroppo lo sto pagando. Vi porto un pezzettino della montagna nostra, confine con l'Austria, della Carnia, dove naturalmente è l'ombelico della Serracchiani, è l'ombelico di Tom, è l'ombelico di tanti, no? Però come agricoltore voglio che lei, se può, all'interno dei nostri rappresentanti nelle commissioni agricolture, tenga presente una cosa sull'IMU. L'avranno cambiato non so quante volte, no? Con le categorie sindacali di destra, di sinistra, di centro, di questo. Io da agricoltore, che vivo a 1100 metri di quota, vi chiedo solo questo: l'IMU per noi agricoltori è giustissimo che venga tolta, perché non è agricoltore, e sono andati via dalla montagna e poi vengono la domenica a vedere se possono, non so, mandarmi la forestale perché la mia pecora va sul suo territorio, e così. A questi devono pagare il doppio prima, perché creano dissesto geologico. Io ci vivo in un dissesto geologico nel mio comune di Ravaschetto, sono stato già intimato a star zitto di un'assessora regionale dall'alluvione del 1966. Devono spendere adesso che hanno fatto spopolare e decentrato la mia frazione, l'unico agricoltore, io e mia moglie, anzi mia moglie ed io, e continuiamo a gestire questa piccola azienda. Vi chiedo cortesemente che per quanto riguarda l'IMU, a chi non è agricoltore da 0 metri fino ai 2000 o 3000 metri, questi paghino, ma paghino anche perché si arrogano il diritto di lasciare una superficie incurata, incolta, e non la darlo nemmeno in gestione. Questo è uno. Il secondo è: vorrei sapere quali sono i vostri rapporti nazionali, perché qua i rapporti con i nostri parlamentari europei mi sembra che siano nulli. E di questo io ho cercato, prima c'era Azzurro, ho cercato di farli interessare del problema del nostro nuovo PSR 2014-2020, dove
visto che mi interessa abbastanza di agricoltura, anche per certi movimenti così che vedo, e poi dicono che noi molliamo la montagna, parlo della montagna, perché la pianura si salva, ma non so per quanto. Nei tavoli di partenariato, organizzati dalle associazioni di categoria piuttosto, il nuovo assessore e vicepresidente Bolzonello ha arricchito queste commissioni di quasi 60 portatori di interessi, che non sono i nostri interessi agricoltori, ma sono altri. Di fatto, quando io a Zullo gli ho detto guarda che ci sono molti problemi a Pordenone in un incontro, molti problemi sull'approvazione del PSR, visto che mi diletto a interessarmi anche a livello di Commissione Europea con degli amici che conosco da anni, non ho avuto nessuna risposta. Io ho segnalato anche, per quello poteva essere di competenza nei nostri incontri, ai nostri consiglieri regionali, guarda che lì ci sono dei problemi per l'approvazione del PSR. Manco finito, chiudo, sono arrivate 427 osservazioni, che adesso forse sono in Commissione Europea. Il piano di sviluppo nostro, anche quelli nazionali, sono bloccati. Il 15 maggio noi agricoltori dovevamo presentare le domande, non sappiamo a che titolo e come e quanto prenderemo, perché il bilancio della Commissione Europea verrà fatto dopo. Allora, io non parlo di euro, ma parlo da terra a terra, anche se la terra dà fastidio tante volte, ma si la usa molto, no? In questi termini, in questi tempi, massima all'Expo a Milano, tutte queste realtà a mangiare bene, no? Vorrei capire una cosa, e chiudo perché sono un po' arrabbiato e cerco di essere calmo. I vostri rapporti con i nostri rappresentanti, c'è un colloquio, i vostri rapporti con la regione Friuli Venezia Giulia, c'è un colloquio, lasciamo stare quelli che sono andati via, lasciamo stare, però quelli che sono, esistono? Ok, allora, io rispondo rapidamente. Innanzitutto io vi prego di comprendere un aspetto. Voi tutti avete tantissimi problemi, lei esattamente come alla persona dietro di lei, siamo tutti uguali, uno vale uno e ognuno ha il suo problema, è chiaro che è un problema di vita ed è importante. Noi siamo i terminali di tantissime richieste, di tantissime email, di tantissimi messaggi, di tantissime istanze. Siamo anche un movimento nuovo che comunque ha pochissimi anni, da solo neanche due è in Parlamento, e i ragazzi, i 17 europarlamentari, sono là da meno di un anno. Questo significa che noi non possiamo rispondere a tutti, è impossibile. Noi cerchiamo di fare il massimo di quello che riusciamo a fare e tra noi ci cerchiamo di dire anzi una cosa, che a causa nostra, e adesso stiamo anche un po' cercando di smussare queste difficoltà, sono loro che sono stati abbandonati da noi. Perché noi che avevamo più esperienza dovevamo stare, io sto rispondendo alla domanda, dovevamo stare anche più vicini a queste 17 persone che sono arrivate a Bruxelles.